Questa è la puntata 4 del podcast. Sta qua bisogna dirla sta cosa perché c'entrano un sacco tutte queste storie con un venuto fuori, doppiaggi contro doppiaggio, gli astemi contro gli astemi. Allora, sto libro qua è il famoso libro che tanti mi chiedevano. L'ha scritto sto Cosimo 40. Mo lo vediamo un poco insieme perché è veramente curioso. Se potete vedere un attimo qua vicino c'è scritto. C'è sto cellulare di merda. Senza conviso, eh sì, senza conviso perché capito, non c'entra un cazzo con il doppiaggio. Questo è un podcast, puntata numero 4. Come potete vedere, tutti i paesi che sono scritti in qua in faccia. Sì, Cosimo 300, no, no, 50. Scritto Carosino, Faggiano, Monteparano, Montegliase, Fragagnano, Pulsano, Grottaglio, Roccaforzato, Lizzano, San Marzano di San Giuseppe e Monacizzo. Udite, udite, Monacizzo, cognome. C'è un libro che parla puro con un nome di Monacizzo in faccia. Vabbè, comunque, bisogna un attimo spiegare la storia di questo libro, che adesso è quasi impossibile da ottenere. Sfido chiunque a trovarne una copia qualsiasi edicola praticamente. E Storie e fatti di Puglia, la Gaeta Editore. Uh, Praticamente vi spiego in 2 secondi c'è successo con questo libro. Storie e fatti di Puglia è il nome, quanto pare, originale. Lontanamente, intanto vi faccio vedere la parte di red, ci face focus sul cellulare da merda. Eh, non mi ricordo che anno era, comunque ci frequenta Taranto. Eh, Qua chi legge tutti i commenti che mi a far ridere, non lo so. Comunque ci frequenta Taranto, sa che esiste una biblioteca vicino alla Bestat, in via Dante praticamente. E sta cazzo di biblioteca musciuto con un sacco di persone poco raccomandabili, a farli acculturati. E chiaramente a questa biblioteca e puntualmente ogni santo giorno che facevamo praticamente ne cacciavano tutti quanti. Quello della non è che stava quello della security lo butta fuori voglio dire, però ne cacciavano sempre perché? Per colpa di sto cazzo di libro. Cioè succede sto cazzo di libro ne ha portato così tanti problemi entrare a sta cazzo di biblioteca che in pratica vi spiego subito perché ogni volta che azzecchiamo a leggere ti rendi conto che non solo parla della storia di Faggiano, Lizzano e di altri paesi limitrofi, diciamo. Il problema è che ci sono dei frasari, in poche parole praticamente sono delle frasi, coniugazioni, nomi, cognomi, proverbi, tutte cose, tutte scritte con la fonetica in dialetto. Quindi quando sei che leggi questa cosa, in una stanza biblioteca dove tutti stanno e fanno finta di studiare, sono tutti citta citta, vi sfido ad andare in questa biblioteca, vedete che sono tutti citta citta, stranamente, e tu sei che a ridere come uno stupido, e poi ti cacciano praticamente. Quindi ogni volta ne vediamo tra sé, insomma, vogliamo lo libro qua, storie e fatte di Puglia. Lo pigliamo, fermiamo, trasimo, secchiamo a ridere come gli stupidi e ne cacciano. Questa cosa qua è successa almeno una trentina di volte, minimo una trentina di volte. Ora vi faccio pure leggere un poco. Io sono una delle poche persone che tiene questo libro perché ho provato, buttiamo fuori questo libro fuori dalla biblioteca. Tiene pure un po' di immagini strane. C'è questo qua. Questo è San Giuseppe fuori dalla chiesa qua. Ho provato, buttiamo fuori dalla biblioteca, pigliamo le fotocopie, facciamo le fotocopie, eccetera, eccetera. Non ci siamo mai riusciti perché mi dicevano che era patrimonio artistico, una cosa del genere. Eh, Non so per quale motivo non volevano che noi a fare le fotocopie di sto libro, che non ce lo potemmo portare, cioè la biblioteca serve che tu puoi portare il libro a casa, no? Invece niente, sto libro qua, come c'era un necronomicon
Esattamente, patrimonio artistico come le panzerotte di Pascal. Non lo so perché non ci volevano che noi non ci potevamo portare sto cazzo di libro fuori. Al che hanno passato tanti anni e io sono riuscito a trovarlo per un magico prezzo di 10,33 euro. Fuori de capo. 10,33 euro, magno. Quindi niente da fare, alla fine l'ho chiucchiato dopo anni e anni sopra internet, non so come cazzo che ho fatto perché già me l'ho scordato e, e praticamente niente, l'ho riuscito a recuperare. Quindi mostra in mie mani questo libro è della fine del mondo, è della Bibbia mia praticamente queste cose, perché stanno scritte tante di quelle cose che mo vi faccio leggere pure a voi, perché fin quando non leggete non credete. Allora, qua sono scritto per esempio nomi dialettali di persone. Abele, Alberto, Alberto, Alberta, Berta, Berti. Notate una penna lunga qua, non ce la teniamo? Una pizza di penne. Notate che c'è scritto 2B. Fu Berta, Bertina e Birtina. Abramo, Achillo, Achitina, sarebbe Agata, fuori da capo. Ma mica finisce qua la cosa. Mo vedi. Ah. Agostino, Fustino, Alfonso, Fonzio, Alfonsina, Alfredo, Alfredo, Alfredino, Aida, Alba, Albergo, Albino, Aldo, Aldino, Alino, Amaglia, sì, Delana, Amata, Mata, Matuccia, Matacciola, Amelia, Amedeo, Agnello. Che cazzo si chiama Agnello? Vado alla F, spiega, mo arriviamo alla F. Anna, Annina, Ianna e Iannodda. Pizza la cristiana di prima fuori di capo. Oi, ci è pigliata Iannodda che mi lascia a campagna. Ianno! Iannodda. Pizza pure c'è il nome. Anna Maria, questo è veramente molto complesso come nome, è rimasto tale e quale all'italiano. Anna Maria. Anna Stella, Annibale, Annunziata, Annunziata, Annunziatina, Zatina. Nuziata è un nome abbastanza conosciuto pure a Faggiano. Antonio, Antonio, Antonuccio, Antonietto, Tonino, Antonia, Antonietta, Antonetta, Nenetta. Antonia Rosa. Porca, ci cazzo è che hanno un nome? Antonia Rosa. Anselmo. Questo è filo Anselmo delle Pantere. Anselmo, Anselmo, Anselmina, Arcangelo, Aristudemo, Aristudemo, Armando, Armandino, Ernesto, Assunta, Assunta, Assuntina, Assuntina, Ada, Adina, Adalberto, Bebetto, Bebetto Adalberto, vedi? Mamma mia. Adalgisa, Adamo, Atele, Atelina, Adriano, Adriana, Attilio, Attilia, Augusto, Aurelio, Aurelio, Aurora, Ausilia, Bartoluccio, Battista, Battistino, Biase. Ehi, chi ha arrivato Biase te lo fa già noir qua, ne? Biase, con due B. Biase, Biasino e Biagino. Beatrice, Viatrice. Bice. Mamma mia, ognuno. Bonaventura. Che cazzo si chiama Bonaventura di nome? Brigida, Brisco, Prisco, Bonifacio, Bonifaggio, Caetano, Caetanino, Nino, Nina, Ninetta, poi Camillo, Camilla, Carbiele. Il prossimo che conosco che si chiama Gabriela che chiama Carbiele. Carbiele, vieni qua, sangue de... Poi c'è più Carlo, Carletto, Cannelora. Quanta volte che ho sentito questo nome? Cannelora.
uno che probabilmente si faceva da canne. Carmelo, Carmeluccio, Meluccio, Carmelina, Melina, nome pure abbastanza conosciuto. Carmine, Carolina, Carosina, Catarina e Cutrina. Rina, Catavado, Cataldino, Cataveta. Pizza Catavada pure femminile esisteva? Catavada. Gaudenzio, che sarebbe Gaudenzio. Cesare, Cesarino e Cesarina. Chiara, Chiarina. Cicci Paolo. Questo molto, molto semplice. Cicci Paolo. Francesco Paolo. Sto pure un italiano, perché di più assurdo, sto pure un italiano. Cicilia, Cilestra, è muerto. Cilestra muerto. Questo potrebbe essere già, per esempio, non ci ho mai capito. Sfido chiunque a sapere, perché noi diciamo città muerto e Cilestra muerto. Ah, questo si chiama Celeste, in dialetto era Cilestra. Quindi è probabile che quando tu dici Cilestra ha muerto, tu dici Celeste ha muerto. Potrebbe essere un'interpretazione. Qua stiamo parlando veramente di storia, ognuno. Cilormo sarebbe Gerolamo, Claudio, Clelia, Clemento e Clementina, Clotilda, Contrano. Contrano, Contrano mi piace, ognuno. Non so a voi, ma a me Contrano come un nome mi piace. Chiamatemi Contrano. Che cazzo stai? Contrano. Qua, 74, Contrano. Cazzo di nome è Contrano? Vabbè, Cosimo, Cusimino, Cusumino, Memino, Mino. Cosima, Cusimina, Cusimina, Memina, Mina. Poi Gregorio, Cristina e Cristinodda. Cristoforo e Cristofilo. Croce, Maestra Croce. Ma capisci che cazzo è? Crocifissa. C'è gente che non mi crede quando dici che questo è un nome di persona che è crocifissa. Ebbene, esiste. Un numero 80, vedete? Crocifissa. Cazzo, chiami una così, buona fortuna per il resto della vita. Crocifè. Guglielmo, Guglielmina. Concetta, Concettina, Cettina, Cicetta, Concetto. Concetto, pure maschile. Fuori da capo. Concetto. Ah. Oh, ognuno qua internet steve buono, non so se c'è tenuto il problema questo, ma qua pare che steve buono. Comunque, consiglia, Costantino, Costantina, Dolorata, questo è un altro nome, abbastanza leggero. Dolorata, rata, ecco perché uno sente dice come rata, era addolorata, capito? Dolorata, indolorata, rata, ratina, ratodda, rarata. Desdemona e Tesdemona. Diana, Denuccio, Diumira. Diumira. Qua. Vediamo. C'è altro stai. Dorismondo, Dunato e Tunato, Dunatuccio, Dunata, Dunatuccia e Tunatuccia. Egidio, Egidio. Egidia, Egidia. Vabbè. Elena, Lenuccia, Eligio, cazzo è Eligio? Ligio, Elio, Elsa, Emilio, Emilia, Ennio, Eraldo, Erculino, Ergumino, Erminio, Erminia, Enrico, Enrichetta, Ettore, Torino, Torino, Edoardo, Evo, Fausto, Faustino, Faustina, Filandropiz, Nurepede, Felice, Fioro, Fora, Fidele, Flora, Floriano, Franco, Franca, Francesco, Francisco, Franceschino, Ciccio, Ciccillo, Luzzo, Francesca, Franceschella, Chicchina, Chicchinella. Minchia puro. Che augura ci si chiama Francesco o Francesca. Gemma, Gennaro, Gennarino, Ginevra, Gisualdo, Giacchino, Giacinto, Giacinta, Giglio, Giglia, Giorgio, Giorgetto, Giorgina, Giosafatto, Girardo, Giro, sempre con due G, come notate, Giro, Giruddo, Gira, Girodda, Giruffo. Ah, perché Agilulfo è un nome vero, in italiano, Agilulfo.
Il prossimo stesso blocazzo la chiama Agilulfo. Agilulfo la fa mocca a mamma. Poi Giuseppe, Seppu, Peppo, Pippino, Pino, Gisuppina, Gesuppina, Pippina, Pina, Pippinella. Gisummina, Gelsomina. Quando c'è noto, abbastanza noto. Giovanni, Giovannino, Gianni, Giannino, Vannino, Giovanna, Giovannina, Giovannina. Vabbè. Giulio, Giulia, Giulietta, Gnesia, Agnese. Irena e Irena, che sarebbe Irene. Yolanda e Yolanda, Iole, Irma, Ita, Italia, Italia, Italo e Italo, Itelmo, Alessandro, Sandro, Sandrina, Sandra, Sandrina, Lionzu, cazzo è Lionzu, Lisa, Lisetta, Leonardo, Narduccio, Nardino, Leonora, Nora, Nonora, Lorenzo e Lorenzo, Lorenzino, Larienzo, io sempre per Lorenzo, K a mezzo qua, Larienzo, Loreta e Lureta. Loredana, Luca, Luchicchio, Lucia, Lucietta, Cicia, Cicetta, Luciano, Ciano, Luigi, Luigi, Luigino, Gigino, Gino, Gigetto, Luigina, Gina, Lusebio, sangue, Lusebio, sarebbe Eusebio, Lusebio, Mafalda, Malluccio, Manuele, Manuele, Manovele, Manovela, Margherita, Margherita, Maria Camera. Ma che cazzo di nome è Maria Camera? No. Maria Camera, Maria Cristina, Mariannina, Mario, Mariolino, Mario, Marietta, Mariella, Mariettina, Mariuccia, Maria Rosa, Marta, Martino, Mattia, Mauro, Ambrosio, Michele, Chechele, Michelino, Michelina. Cosa bella che è quando tu sei che leggi queste cose in una biblioteca silente, diciamo, tu sei che muore delle risate perché, capito? Come cazzo fai? Ti chiama musè. Musè. Nicola, Nicolino, Lino, Culetto, Nicutemo, Tetemo, Novio, Olno, Olga, Olinda, Orazio, Orlando, Oscarino, Osvaldo, Ottavio, Parma, Pasca, Pascodda, sì, è Pascaredda, Pascale, Pascalino, Pascalina, Paolino, Paolino, Patrizia, Pietro, Pietrino, Pietruzzo, Piero, Pierino, Piera, Pietrina, Pio, Pia, Popola e Popola, Popolina, Pupulecchia. Eh, Quintino, Rachela, Raffaele, Raffaluccio, Filuccio, Fefele, Raimondo, Remo, Riccardo, Rimigio, Risorto. Questo sì che è un nome. Rita, Roberto, esclusivamente con due B. Rita, Rocco, Rucchetto, Rucchichieddo, Roccuccio, Romeo, Romolo, Ronzo, Ronzino, Rosa, Rosbunda, Rosario, Rosarietta, Sara, Sarina, Sarodda, Salvatore, Totoro, Torino, poi Samuele, Santo, Santino, Santuddu, Saveriuccio, Sebastiano, Seppo Maria, questo qua ha vinto proprio, man, eh? Seppo Maria, sarebbe Giuseppe Maria. Seppo Maria, Seppo Domenico, Giuseppe Domenico, Seppo Domenico. Hai visto Seppo Domenico della sera? Silvestro, Silvio, Silvio, Smeraldo, Stella, Daniele, Taresia, Tirisina, Tautino, Tautino, Davide si chiama Tautino, Tauti, Telaita, Teodoro, Tiberio, Tomino, Torquato, Tasso, sì. Tubbia, Tomase, Tomasino, Masino, Tuminico, Ugo, Umberto, Vanda, Vera, Vicenzo, Vicenzino, Enzo, Cenzino, Vicenza, Vicenzella, Cenzina, Virginia, Vittorio, Vito, Vituccio, Vitantonio, Vitumario, Vitusanto, Vituseppo, Eugenio, Zammirra. Cazzo è Zammirra? Zammirra, Zarrafino e Zerafin. Zerafin. Vabbè. A sto punto, sto dalla pagina qua, pigli de mira le San Giurgisi,
soprannome Sangiorgese, però dice all'inizio del libro, ci sono letto, che ricordo è stato scritto nel 1984, è stato pubblicato, però è stato scritto intorno agli anni 70, credo. Questa deve essere un'edizione dell'84, comunque non si sbatte niente. Sono certi soprannomi sangiorgese che vale la pena anche farle presente. Sì, gli ho nominato tutto Fagiano. Questi soprannomi, tanto non penso che ne denunciano perché ormai sono abbastanza passato di moda. Comunque, soprannomi dicevo non solo di San Giorgio, sono pure altre miscate, però l'ha scritto all'inizio nella prefazione, sto autore qua, sto Cosimo 40. Cosimo 40. Allora, soprannome: Acquasale, Arbaidi, Artebanno, Bacucco, Ciccio di Bacucco, non so, Painzi, Paio, Palla Palla Ursulè, Ballarino, Lubarone, La Bedda, Lubisugnuso, questo con soprannome, Giovanni Lubisugnuso, Luboia, Bruciafierro, Bruscone, Bruscone, Buffo d'Enqueddo, La Burrasca, Maria la Burrasca, Buttiglione, Cagafate, Cagato, Cafone, Caglioffo, Caglioto, Cambia moneta, questo deve essere un banchiere, Cicillo cambia moneta, Campiciedo, Campocotola, non so che cazzo è, Lu Campo Santiere, Cannedda, cioè questo qua ha un surto Cannedda fuori di capo, un soprannome, oh, avete visto a Cannedda l'altra sera? Di Cannuccia, Cappuccio, Capogruesso, Caporusso, Capobianco, Caraviello, Cardillo, Garibaldina, Carebaldo, Carvagnulo, proveniente da Carovigno. Quindi ci viene da Carovigno, ti chiamiamo Lu Carvagnulo. Casparro, Cascavedda. O queste Caso Vecchio, Catacchia, Cataro, Catarone, non poteva mancare. Cavalla, Cazone, Chiocchiò, Ciccolaterra, Ciullo, Chiacchiarone, Chianci Chianci, Spini, Chirri Chirri, Cianna Cianna, Ciccione, La Cicurara, Cento Mughiere, questo sicuramente queste parecchie da dire su questo, 100 Mughiere, sicuramente uno che ci farà scanno a destra e a sinistra. 100 Survezie, 100 Survezie, pizza, fuori da capo, 100 Survezie. 100 Survezie, uno che faceva sempre troppe cose, pensa. Lucighiese, Celatra, 5 Nichelle, 5 soldi, 5 tecide, mi sa che lo teniamo pure a Faggiano. Lucinese, Cozze Cozze, Crattogio, Lucruffo, Cuculone, Cucusieddo, Quecciolo, Cuntino, Curillo, Curtieddo, Curto, Cutugno, Cuvizio, Cuzzolucchio. Facce mucida. Facce mucida e fuori da capo. Vediamo, l'ho fatto rieddo. Ma voglio che trovano poco di più interessante. Tanto potete pure leggere quello vecchio western, c'è un culaccio va a stramuerto. La Ferrettara, Fra Fedele, la Fragine, Fronte di Coniglio. Fuori da capo. Fronte di coniglio, agno. Cioè, e noi mo stiamo girando, capito? Diciamo la cambusa, cose. Un cellulare in mano. Qua stavano, era, che c'erano cristiani girando che avevano chiamato fronte di coniglio. Lu Fuchisto, Funaro, Furcaro, Furmaro. Gesuele, ne? Gesuele. Ghiacione. Figlio del soprannome. Un ghiacione giapponese, Giosafatto, l'Ugnuro, non poteva mancare l'Ugnuro, Iaddine, Iattodda, la morte, Ciro la morte, non so, Guido Tile Longhi, Larcione, Luluengo, Mancia Zoccole, Mancia Zoccole, Manica Tattone, qua non so manco che cazzo è. La Marasca,
Maccarrone, Marcantieddo, Martere, Marchese, lo Martinese, sicuramente uno che veniva da Martina Franca, Maometto, questo è assai più semplice qua, no? Bombò. Ci è chiamato Bombò che abbiamo bisogno di una mano. Menza metoda. Questo resta veramente uno molto intelligente. Menza metoda. Ci facciano con menza metoda. Solamente con un emisfero dello cervello. L'americano. Meste fastidio. Megalone. Mila pezze, minicoda. Matricolata. Cazzo è qua? Matricolata. Mocca cantre. Moccolone. Monaco. Moschimbano, non ho idea di che cazzo è. Mulone. Tutta la murticedda, quelli della murticedda. Mustazzo, muso di puerco. Muso di puerco. Taneva. Voglio danno a altro tempo veramente. Nasca de cane. Un muzzonaro. A nasca de cane. Fausto nasca de cane. Organisto. Paccio, questo lo paccio. Quello teniamo dappertutto lo paccio. Sasara la paccia. Paddone. Pagliaro, pagliotta, pagliato, pananaro, pannocchia in canna. Ogni qua è un pezzo di storia, voi non tenete idea veramente. Per quelli che sono collegato mo, sta diretta, non capire che questo libro è un Necronomicon della Puglia praticamente, soprattutto da Taranto in giù. Sono tutti i verbi coniugati, frasari, tutti scritti in fonetica dialettale. E sto libro veramente è difficile trovarlo, che ne sono rimasti pochissimi. Uno sta in la biblioteca di Taranto, vicino alla Bestat in via Dante, e non ve lo daranno mai, non vi faranno mai fare delle fotocopie. E mi ho tenuto culo di avere una copia in qualche maniera e lo sto sputtando sopra YouTube perché lo tizio che l'ha scritto tale Cosimo 40 sicuramente non ci esiste più. Sto cristiano, a parte le scherze, vanno qua puttanate e controputtanate, sto cristiano si è fatto lo culo a muto con scrivere sto libro. Sono quasi 300 pagine e questo che trovo tutte queste cose, queste storie, fuori di cavo. Cosimo 40 rispetto, voglio. Quindi questi qua ho trovato le soprannomi tipici di certi paesi, compreso San Giorgio e paesi limitrofi. Qua ho trovato il 162esimo, Paparicchio, Papinto, Pappone, Parapara, Patuvito, Patuvone, diciamo, Pesce e Mueddo, questo è un nodo interessante. Pesce e Mueddo. Piccame in coda. 173, ogni visto fuori da capo. Piccame in coda. Questa è una persona veramente che non vuole fare uno cazzo. Piccame in coda. Questi soprannomi vanno riusati perché di sti tempi ne stanno Pichicchio, Totoro Pichicchio, Pelone, Pipi Taracchia, Pipi Taracchia, vabbè, Pirnocchiola, Piscialietto, famosissimo, Pisci Pisci, Porca Vecchia, e vabbè, lo pomodoro, questo di pomodoro lo chiamavano pure. Purcaro, lo Puscione, Quagualaghione, 187, no, Quagualaghione. Ramaro, Ramun, Quaquaglia, Raspone, Riale, Regina Telefiore, Runzi, Sacchetta, Saccone, Saliniere, Sanguetta, Sant'Uvitese, Sapone, vabbè questo è abbastanza famoso pure mo, Saponaro, Sbantuso e la Sbantosa. 204, no, abbiamo trovato lo sbunnato. Scancionaro, Scannacavaddi, e inchia pure questo, questo ha dato una brutta reputazione per quanto riguarda le cavadde. C'era uno Scannacavaddi, Scarpa a ponta, Scuncupellato,
Lo so, qua veramente bisogna scegliere lo preferito. 213 per mo' è lo preferito mio. Squascia Capasone si chiamava questo. Mino Squascia Capasone. Scutato, servente, lo sgobbio, abbastanza attuale. Sparami in pietto, spia freddo, spiticato, ciambella e cappotto, lo sciammarro, lo stumpicio, su tazzaro, lo tabaccaro, lo tagliaviento. Ti rupava, tippi tappe, la torchia, 30 capite, contatelo teneva questo, 30 capite, 35. Poi ci teniamo qua, 30 pare, 3 mone, tatà, 3 turchio, turcicuedo, ornamentaro, luvueghio, usca cicere, usca cicere, forte capo, Salvatore usca cicere. Poi ste Vavone, Vicci Vicci, Vinnacito, Verdicione, Volante, Vuzzacca, Viziuso, Zincro, Zincro, Pizzi d'angulo. Potente pure questo, pizza d'angulo. Quindi poi mi era segnato pure no 3. Poi lo faccio leggere. Vedete, ci sta scritto. A pagina, diciamo, no, la pagina 123, senza, non è che andiamo a leggere tutto il libro, mo, eh. Ebbene sì, ognuno, sta una pagina sopra Mona Cizzo. Io non credevo ai miei occhi, porca di guerra puttana. Elevato circa 50 metri. Poi è scritto pure con tutto sto, come dire, sto italiano altolocato. Ma sto in tale pagine certi gli stemme che voi manco vi immaginate. Elevato circa 50 metri sul mare, a un grido d'uomo da esso. Sta questo graziosissimo, sto penso che è Monacizio, paesetto che si presenta all'osservatore come una deliziosa oasi di pace. Vi si respira aria balsamica, fragrante di mare e del verde circostante. Guagno. Quindi, cioè, qua parla che Monacizio stava già nel 1000, hai capito? XI secolo. Agno, qua veramente stai parlando di storia e noi qua va a fare ancora puttanate. Qua è la storia di Monacizio, porca puttana. Vabbè, qua Magno arriva veramente una cosa molto interessante, e cioè che il nostro dialetto dell'area tarentina è ricordo pur bascio verso il Salento, quindi tutta quella zona da, tutta la zona salentina più quella tarantina, di corrispondenza latina. Quindi accia, che voi sapete che cos'è, qua naturalmente sta la traduzione, sedano, dal latino apium, che poi in qualche maniera sarà trasformato in accia. Arlo, albero, arbor, arboris, sempre latino. Avimo, abbiamo, abemus, questo è abbastanza famoso. Avisteve e aveste, aibuistis, averono o avera, ebbero, abuerunt o abuere, aggiufatto, aggiufatto, abeo factum, lo tengo fatto, arsicula, assicella, axicula, bove, bove o bue, bos, bevere, bere, bibere in latino, cicero, cece, ciceris, crae, no? Domani, cras, qua dice a San Giorgio e a Rocca, cras, crae, sarebbe a Fragagnano, San Marzano, Lizzano, ma pure a Faggiano diciamo crae, cre, proprio quando teniamo voglia diciamo cre, non lo so, però a Faggiano pure si dice crae, foglio, foglio, fuit, quero, fuoio, corium, 12, 12 sarebbe ovviamente duodici in latino, doci, dolce, dulcis, dulce, edda, ella, essa, illa, erano, erant, forno, fuerunt, face, facies, fruscolo. Non ci credo che ho letto fruscolo. Ne. Fruscolo. Bestiola, scrive pure la cosa in italiano, bestione.
animaletto, figurativo, furbacchione, è come un fruscolo è qui. Ferusculus, né? In latino, ferusculus, diminutivo di fera. Quindi, fuggeva, fuggibat, Niembro, comidolo, glomus, glomeris, glomere, Niembro. 3, sempre latino qua, sempre parole provenienti dal latino. Intra, intra, dentro in italiano, in latino si dice proprio intra, quindi proprio paro paro l'ho pigliato. Iddo, il, iaddo, beddo bello. Luma fuego. Qualche verso grottaglia, no, un luma fuego. Fiammifero. In latino è lumen focus. Mea, mea. Maghiato. Ma ci credete che qua c'è scritto maghiato sopra un libro? Significa caprone castrato, ovviamente. Maglia! E in latino proviene questa parola, si diceva malleatus. Malleatus. Mughiere, muglier, donna. Nisciuno, ne quidem unus, nemmeno uno. Nue, noi, nos. Non sterza, questo a nonno me l'ha sentito dire un sacco di volte. Non sterza, ieri l'altro. Nudius tertius, sempre latino. Per questo motivo quando vi ricordo che quando ci leggiamo questo cazzo di libro in la biblioteca ne cacciavano sempre, perché si chiama a ridere, si chiama a leggere maghiato. Non è una cosa normale da leggere così. Però a livello storico comunque è importante. Homo, homo. Uemine, homines. Pede, pedis. Pudgaro, pollex. 15, quindecim. Regina, regina. Ragione, razio. Rumpisti, rupisti. Sape bueno, sapet. Sciamo, imus. Sguttare. Sguttare, che significa svuotare, bevanda. Sguttare. È sguttato tutte cose. E viene da degutta. Estromettere il liquido sino all'ultima goccia. Proprio l'ho sguttato, sano sano. Susta. Noia estrema. C'è susta. Substo. Sottostò. Tiesto, tegame di terracotta, testo, sempre dal latino. Trueno, tonetrus, tronete, tonitrua, undici, undecim. Vocca, bucca. Trasere, che sarebbe trasere, entrare, transire. Sciuscetto, figlioccio. Susceptus, forte questo non ce la sapeva. Suscetto viene dal latino susceptus, come cazzo vede? La vita veramente strana. Comunque, a chiunque si è collegato mo, vi ricordo che stasera non ci stia Arrow, ma abbiamo fatto questa cosa perché va fatto. Sto cristiano si è spaccato lo culo che scrive sto cazzo di libro e va sputtanato, va messo su internet. Almeno alcune pagine metteremo ogni tanto. Vitrum, al latino. Qua mo, ci si è collegato mo, vediamo un po' di termini che usiamo noi in dialetto, che provengono dal latino. E io dici qua, ma non è tutto. Cominceremo con parole di origine germanico-longobarda. 4. Quindi queste prossime parole qua provengono d'origine germanica longobarda. Attane, padre, da atta, accusativo, attane. L'attane. Ghiacione! Lo ghiacione viene dal germanico longobardo. Lenzuolo, blaion. Ghiacione, blaion. Grossa tela sarebbe la traduzione. Ievo, lo ghievo, qua già verso grottaglie. Terrazza, ovviamente, l'uievo. A Faggiano non ci si dice uievo, ma vabbè, la lammia si dice.
Mi chiedono dalla chat, la Cudra non ci stai, non ci viene, stai la sicuramente stai la Cudra, ma che un'anza so qualche altra, non ci proviene dalla Germania longobarda. Comunque questo è l'UIEF, la terrazza. VAIF sarebbe spazio libero, sarebbe la traduzione di VAIF. Scarda. Scheggia. Scarda con la K di provenienza germanico longobarda significa spaccatura. Quindi occhio alle scarde, vagnù. Sparagnare proviene da sparagnan, risparmiare. E sparagno, vabbè, risparmio, identico, sparagnan. Stacca, donna giunonica e bella, una stacca. Stacca. Hai visto ancora stacca? Stampa, quindi ormai la macchina, ha lasciato la stampa in faccia, la stampa, viene da stampa, marchio. Vangale, dente molare da vanga, guancia, mascella, è scritto qua. Frasario, ora questa è la parte più assurda, vagnò. Questa è la parte che veramente è stato il motivo per il quale non ho cacciato, ed lo frasario, il famoso frasario. Ora, se tu leggi e tieni conoscenza minima della fonetica dialettale, ti rendi conto che ed è la cosa che veramente face veramente, come cazzo si dice, ti face sentire come chiunque che pure non te me ci legge bene sta cosa qua, è capace che praticamente pare uno di fagiano. Frasario. Le buone file rispettano l'attane e la mamma. Sorma ha fatto un ghiaccione bello tuppio lutularo. Quando spicciate ti spacca le stozze, cucchi di asculedde e scarde. In 2 anni Pascalina si è fatto una scarda con le cazze. In 2 anni Pasqualina è diventata una ragazza coi fiocchi. Ma gli ho scaffato una scarda da lì entro l'uticitone. Mi si è conficcato una scheggia di uliva nel pollice. Un proverbio dice a ci sparagna un puragna, ma io penso che a ci sparagna acchia. Un proverbio dice chi risparmia fa vita misera, ma io dico a chi risparmia trova. Compare Cosimo si è pigliata una buona stacca per un bughiere. Compare Cosimo ha sposato una donna veramente formosa. Con cui riticiti, musdi, ve la sanno stampe a tutte vanne. Con quelle mani sporche vai lasciando impronte dovunque tocchi. Certe sono tu così inevitabili che era meglio ci si perdeva la stampa. Certuni sono così pericolosi, evitabili, che sarebbe meglio se se ne perdesse la progenie, mamma mia. Stu cazzo di vangale mi stede la morte stasera. Questo diavolo di molare mi tormenta questa sera. E niente. Agno, per stasera abbiamo fatto 45 minuti. Questa è la quarta puntata. La quinta puntata probabilmente sarà di nuovo di Arrow. Finimo qua sta lettura di sto libro che io chiamo lo Necronomico del dialetto pugliese. Faccio vedere ancora il nome dei paesi coinvolti qua: Fragagnano, Pusano, Roccaforzato, Grottaglie, Lizzano. Ma intro, ripeto, stai fino a tutto il Salento, tutte queste cose qua. Niente, fuori da capo. Continueremo un'altra serata magari a leggerlo. Intanto commentate, condividete e rascate come al solito. Una serata di questa facciamo un'altra roba con Arrow. Probabile o la prossima o quella dopo la prossima sarà Pascale a fa la commentazione. La commentazione, ma che cazzo sto dico? A fare lo commento. E niente, tutto qua insomma. Ma per la prossima volta partiremo da qua direttamente. Il vocabolo di origine turca, canzirro, mamone, un po' di origine araba, spagnola. Magno, sto libro è veramente un necronomicon del dialetto pugliese. E niente, va, ci è facito in culo e niente, ne sentiamo alla prossima. Carne.